con me in mezzo alle mie difficoltà. Allora ballerò, allora griderò, allora senza salterò, ti proseguirò, adoro dire. Allora ballerò, allora griderò,
Ciao, pace a tutti, benvenuto al nostro primo incontro dei teens, cioè il primo culto, vero? Scusate, mi sentite adesso? Ok. Allora vi do il benvenuto al nostro primo incontro, non primo incontro, il primo culto dei teens del primo di quest'anno, dopo tutto un po' di di quarantena, alcuni sono stati a casa per tutte queste feste, il primo incontro che stiamo avendo qua è il nostro primo culto vero e proprio, dirigito tutto dai nostri teens. E vorrei ringraziare ogni persona che è venuta qua oggi. Per me è molto strano essere qua sopra, in realtà è la prima volta che sono qua sopra. E ringrazio ogni persona che è venuta, che ha dedicato questo pomeriggio per il nostro incontro con i teens. Vorrei pregare per questo culto. Amen, Padre. Signore, vorrei ringraziarti per questo pomeriggio, Padre. Signore, che il Signore venga, Signore, a parlare con ognuno di noi, Padre. Che il Signore possa, Signore, benedire la parola, Padre. Per la persona che viene a portare la tua parola, Padre. Che in nome di Gesù sia un pomeriggio benedetto, sia un pomeriggio pieno di grandi cose, Padre. E che il Signore venga a parlare con ognuno di noi, Padre. In nome di Gesù. Amen. Amen. Vi invito a fare un applauso al Signore. La canzone che suoneremo adesso dice che noi siamo l'esercito del Signore e che adesso è l'ora di noi brillare. Amen. Sentendo i passi del Cuore io posso ascoltare, dalle tenebre mi liberò, sento il suo spirito clamare, dicendo figlio mio, è giunta l'ora di brillare, tu sei nato per me, dicendo figlio mio, è giunta l'ora di brillare, tu sei nato per me, per questo tempo. Esercito io posso già sentire che annuncia il ritorno del mio re, dispezzando ogni catena che è in me. La sua voce io voglio ascoltare, dicendo figlio mio, è giunta l'ora di brillare, tu sei nato per me, dicendo figlio mio, è giunta l'ora di brillare, tu sei nato per me, per questo tempo. figlio mio, è giunta l'ora di brillare, tu sei nato per me, dicendo figlio mio, è giunta l'ora di brillare, tu sei nato per me, per questo tempo.
Gesù è il re, mi conquistò, mi liberò per vivere una nuova storia. Gesù è il re, mi conquistò, mi liberò per vivere una nuova storia. Gesù è il re, mi conquistò, mi liberò per vivere una nuova storia. Gesù è il re, mi conquistò, mi liberò per vivere una nuova storia. Noi cambieremo il mondo, andiamo a cambiare il mondo. Noi cambieremo il mondo, andiamo a cambiare il mondo. Noi cambieremo il mondo, andiamo a cambiare il mondo. Noi cambieremo il mondo, andiamo a cambiare il mondo. Questo è il grido di una generazione. Usaci Dio, vogliamo più di te Signore, il tuo amore ci riscaldò. Questo è il grido di una generazione. Usaci Dio, vogliamo più di te Signore, il tuo amore ci riscaldò. Questo è il grido di una generazione. Usaci Dio, vogliamo più di te Signore, il tuo amore ci riscattò. Questo è un grido di una generazione. Usaci Dio, vogliamo più di te Signore, il tuo amore ci riscattò. Oggi noi siamo qui con la sete di te. Vieni, oh Dio, riempi tutto oggi qui, perché voglio sentire tuo potere, tuo potere. Oggi noi siamo qui con la sete di te. Vieni, oh Dio, riempi tutto oggi qui, perché voglio sentire tuo potere, tuo potere. Ora vieni, riempimi, il mio cuore è per te. Ascoltare la tua voce, la tua gloria contemplare. Ora vieni, riempimi, il mio cuore è per te. Ascoltare la tua voce, la tua gloria contemplare. Con la sete di te, vieni, oh Dio, riempi tutto oggi qui, perché voglio sentire tuo potere, tuo potere. Ora vieni, riempimi,
la tua gloria contemplar. Ora vieni, riempimi, il mio cuore è per te. Ascoltare la tua voce, la tua gloria contemplare. Tu è la gloria, tu è l'onore e la potenza per sempre. Amen. Tu è la gloria, tu è l'onore e la potenza per sempre. Amen. Tu è la gloria, tu è l'onore e la potenza per sempre. Amen. Ora vieni, riempimi, il mio cuore è per te. Ascoltare la tua voce, la tua gloria contemplare. Ora vieni, riempimi, il mio cuore è per te. Ascoltare la tua voce, la tua gloria contemplare. L'amore esploderà e porterà vita in mo'. Ti voglio vedere questa rivoluzione. L'amore esploderà e porterà vita in morti. Voglio vedere questa rivoluzione perso nella tua libertà. Questo mondo vincerò. Il mio Dio non è morto e mai lo sarà. È qui dentro di me, ruggendo come un leone. Mio Dio non è morto e mai lo sarà. È qui dentro di me, ruggendo come un leone. Ruggendo, sta ruggendo, sta ruggendo come un leone. Ruggendo, sta ruggendo, sta ruggendo come un leone. La speranza cresce, il male fuggirà. La mia fede ha bisogno di
persone la tua libertà. Questo mondo vincerà. Il mio Dio non è morto e mai lo sarà. È qui dentro di me, ruggendo come un leone. Il mio Dio non è morto e mai lo sarà. È qui dentro di me, ruggendo come un leone. Ruggendo, sta ruggendo, sta ruggendo come un leone. Ruggendo, sta ruggendo, sta ruggendo come un leone. Il cielo verrà, il fuoco cadrà, la terra tremerà col suono del risveglio. Il cielo verrà, il fuoco cadrà, la terra tremerà col suono del risveglio. Il cielo verrà, il fuoco cadrà, la terra tremerà col suono del risveglio. Il cielo verrà, Il fuoco cadrà, la terra tremerà col suono del risveglio. Il mio Dio non è morto e mai lo sarà. È qui dentro di me, ruggendo come un leone. Mio Dio non è morto e mai lo sarà. È qui dentro di me, ruggendo come un leone. Ruggendo, sta ruggendo, sta ruggendo come un leone. Sta ruggendo, sta ruggendo, sta ruggendo come un leone. A pace a tutti. Oggi pregherò per il predicatore di oggi, che è un mio grande amico, per sempre. E vi prego di chiudere gli occhi per la preghiera che viene dedicata a lui. Grazie Dio per la vita di João. Fai che oggi gli si libera la mente e non sia lui a parlare ma sia te. Benedici la sua vita e tutto quello che farà adesso e pregherà solo per te. Amen. Buongiorno con la pace del Signore. Oggi sono qui per lodare il Signore e per portarvi una nuova parola. Voglio che questo sia un insegnamento soprattutto per i teens, perché questa parola è mirata soprattutto per loro, perché il mio obiettivo oggi è accrescere la loro conoscenza di Dio, sì che possano lodarlo con tutta la conoscenza, con tutto il loro cuore e sempre di più così. Oggi vi parlerò delle 7 chiese che stanno in Apocalisse, o meglio le 7 lettere alle chiese dell'Apocalisse, che sono la prima è Efeso, la seconda Smirne, poi c'è Pergamo, c'è Tiatiri, Sardi, Filadelfia e infine Laodicea. Laodicea era la più ricca delle chiese dell'Apocalisse.
perché vendeva i prodotti principali che vendeva erano vesti bianche soprattutto, e collirio. Poi la chiesa più povera, contrapposta alla Odisea, era la chiesa di Smirne, però era la più ricca spiritualmente. Fabio, ti chiedo se puoi mettere Apocalisse 2, capitolo 2, versetto 1, in avanti. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, e che è nel paradiso di Dio. Stop così. All'inizio dice: queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Le 7 stelle rappresentano i 7 angeli delle 7 chiese, mentre i 7 candelabri sono le 7 chiese. Dio in queste lettere si rivolge formalmente al pastore delle chiese, della chiesa, ma tutto quello che dice è mirato per la chiesa in generale, perché il pastore rappresenta la chiesa, il pastore è una guida per la chiesa. E in ogni di queste lettere Gesù dice un difetto delle chiese, soprattutto quelle che credono meno in Lui in quel momento, credevano meno in Lui. Quella che credeva di più, come ho detto all'inizio, che aveva più fede di tutte le altre chiese, era la chiesa di Smirne. Era la più povera, ma era la più ricca spiritualmente. Puoi mettermi Apocalisse capitolo 2 versetto 8. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi queste cose. Queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Nella lettera di Smirne Gesù dice che il diavolo li caccerà in prigione e loro avranno una tribolazione. Si vede che stanno attraversando un periodo di persecuzione, ma
Dio, Gesù, dice a loro, dice all'angelo ma a tutta la Chiesa, di credere in Lui fino alla morte. E a coloro che faranno ciò darà la corona della vita e non saranno colpiti dalla morte seconda. La morte prima, la morte seconda fa pensare all'esistenza di una morte prima. La morte prima è la morte che tutti avremo, tutti moriremo e andremo in cielo. La morte seconda è la morte cioè è la morte quella più spaventosa, quella che mi spaventa di più. È la morte di coloro che hanno peccato e non andranno in paradiso. La morte seconda è la morte che ti accompagnerà verso il regno di Satana, l'inferno. È spaventoso, a me spaventa. Io spero che tutti noi riusciremo a morire solamente una volta. La morte seconda è veramente, non l'augurerei a nessuno, nemmeno al mio peggior nemico. Il pastore responsabile è quello della chiesa di Smirne, direi. Veramente molto ferreo nella sua preghiera, direi, per tenere la sua chiesa bene così, bene allacciata, secondo me. La chiesa di Smirne, secondo me, era top. Puoi mettere il versetto 18. Ho sbagliato. No. All'angelo della chiesa di Tiatiri scrivi: queste cose dice il Figlio di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e piedi simili a bronzo incandescente. Io conosco le tue opere, il tuo amore, la tua fede, il tuo servizio, la tua costanza. So che le tue ultime opere sono più numerose delle prime. Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie. Metterò anche a morte i suoi figli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le reni e i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. Ma gli altri di voi in Tiatiri, che non professate tale dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico, non vi impongo altro peso. Soltanto quello che avete tenetelo fermamente finché io venga. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine darò potere sulle nazioni. Ed egli le reggerà con una verga di ferro e le frantumerà come vasi d'argilla. Come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio, e gli darò la stella del mattino. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. In questa lettera si può capire che Pergamo, si può capire che Tiatiri, la chiesa di Tiatiri tollera una falsa profetessa e Dio non ci sta, Dio non vuole falsi fra di lui, fra il suo popolo, lui vuole solo i veri, vuole solo coloro che lo adorano, vuole solo il meglio, vuole che gli diamo il meglio, ma se non lo facciamo, lui ci ama lo stesso. Lui è buono, tutti noi qua lo conosciamo, almeno spero,
Chi non lo conosce spero che lo conosca molto presto. È un Dio buono, è un Dio generoso, è un Dio che dà, ma è un Dio che toglie. Non ti dà se non sei pronto a ricevere. Lui era anche molto severo. Cioè, lui puniva coloro che tentavano di far peccare il popolo, il suo popolo. Puniva molto amaramente. Qua dice che getterà sopra un letto di dolore e metterà in grande tribolazione coloro che commettono le opere che la falsa profetessa commetteva. Questo vuol dire che non solo lui non tollererà chi non crede in lui. Coloro che hanno creduto nella falsa profetessa hanno smesso di credere in lui. L'opera che la profetessa Jezabel praticava era simile a quella dei Nicolaiti, diciamo, e Dio, come ho letto in Efeso, detesta i Nicolaiti. C'è sempre questa, in ogni lettera c'è sempre questa formula qua, alla fine. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Questo è molto bello, soprattutto perché non si limita a dirlo una volta, a Giovanni qua, ma lo dice più e più volte affinché ogni chiesa sappia che deve ascoltare. Per farla un po' più breve, Fabio, puoi mettere il capitolo 3, versetto 14. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti, e perché non appaia la vergogna della tua nudità, e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre sul suo trono. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen. È molto molto bella questa di Laodicea, perché riprende più delle altre, riprende i suoi difetti. Qui Gesù dice all'angelo della chiesa che non è tiepido, non è né freddo né fervente, e però lui è ricco materialmente. Lui dice che è ricco, lui dice che non ha bisogno di niente, pur essendo un pastore. Ma Gesù invece gli dice che lui è il più povero di tutti, è il più triste fra tutti. La sua città produceva
vesti bianche e collirio. Ma lui era cieco ed era nudo, pur essendo ricco, pur avendo queste cose, lui era cieco ed era nudo. Allora Gesù, lui controlla tutto, come sappiamo, lui controlla tutto e tutti. Quindi controlla anche l'Odicea e dice, perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato per arricchirti, perché è povero. Per Gesù lui è povero. E delle vesti bianche per vestirti, perché lui è nudo. Tutto questo è spiritualmente. Lui davanti agli uomini è il ricco, è ben vestito, ci vede anche bene, ma davanti a Gesù lui è nudo, lui è cieco ed è povero. Perciò gli consiglia di prendere un po' di oro purificato per arricchirsi, delle vesti bianche per vestirsi e del collirio per vederci bene. Gesù non ha detto io ti toglierò il candelabro dal tuo posto, dal posto dov'è, io non ti toglierò e metterò qualcun altro. Tu mi vai bene così, tu sei così e rimarrai così, solo che io ti vestirò, io ti farò vedere, io ti darò la ricchezza. Tu davanti a Gesù sei nudo, sei povero, sei cieco, ma lui, essendo buono, ti veste, ti dà una medicina per gli occhi e ti dà un po' di ricchezza. Tutte queste lettere non sono solo parte della Bibbia, non devono fare solo parte della Bibbia, devono fare parte anche della nostra Chiesa, come in tutte le Chiese. Secondo me questa, anche la prima, la lettera di Efeso, dice che la Chiesa non fa più le cose di prima, non ama più Gesù di prima, ha abbandonato il primo amore per Gesù, che è quello più forte, quello che ci fa cercare Gesù, quello che ci fa pregare per Gesù, quello più intenso di tutti, il primo amore per Gesù. La Chiesa l'ha abbandonato. E allora Gesù dice ravvediti e compi le opere di prima. Tutte queste lettere sono di grande ispirazione per tutte le chiese e vorrei che fosse di ispirazione anche per la nostra, per questo che ho predicato su questa oggi anche. Amen, io ho terminato la mia predica, vi ringrazio per la pazienza, mi sono dilungato un po'. Vuoi salire? Non lo so. Vuole salire. Pace. È stata veramente una parola molto incoraggiante. Vogliamo non essere quelle chiese, quelle persone che ci spegniamo. Non vogliamo essere quelle persone che seguono verso il fallimento, ma vogliamo essere quella chiesa che può prosperare. Vogliamo essere quella chiesa che non guarda solo Gesù, ma che segue Gesù. Vogliamo essere quella chiesa lì che è infuocata per il suo nome, di non spegnersi, ma che il fuoco che abbiamo possa essere in continuazione acceso per Lui. Che questo esempio, che quello che oggi Juan ha letto e ci ha fatto vedere dalla Bibbia,
che possa essere messo anche in pratica nella nostra vita, che non sia solamente una lettura, ma che possa essere un stile di vita, di proseguire. Io veramente ringrazio, Signore, per la vita di Juan. Voglio che tutti voi, se potete alzarvi, di alzare le vostre mani e pregare per la sua vita, che Dio possa continuare a usarlo nel suo ministero, che possa prosperare e che ovunque Dio o qualsiasi cosa dirà, che lui possa veramente essere un servo fedele. Amen. Padre Santo, io ti ringrazio, Signore, per la vita sua. Ti ringrazio, Signore, perché tu oggi, Signore, tu oggi hai portato gioia, perché tu oggi ti sei rallegrato, Signore, ascoltando tuo figlio, Padre. Io ti chiedo, Signore, che questo proposito che tu hai per lui, Signore, che questo possa prosperarlo, Signore, che nei giorni, Signore, di tribolazione, altri giorni, lui possa esserti fedele in ogni passo, Padre, che tu possa, Signore, benedire la sua vita, possa benedire, Signore, la sua famiglia, Signore. E io ti chiedo, Padre, fai la tua volontà nella sua vita, Padre, che lui possa, Signore, diminuire e tu possa crescere in lui, che possa essere riempito dello Spirito Santo, e che ogni cosa che il nemico, Padre, vorrà impedire, che lui possa e te possa essere al di sopra, Signore, possa, Signore, abbattere muraglie e spazzare catene, possa portare lui, Signore, la tua parola, che lui possa essere la tua testimonianza, Signore, possa proclamare il tuo nome ovunque, Padre. Nel tuo santo nome ti ringrazio. Amen. 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 Adesso purtroppo canteremo l'ultima canzone. Tu sei tutto ciò che voglio, il mio respiro sei, nelle tue braccia io sono qui, sono qui. Io amo la tua presenza, il tuo sorriso è vita in me. Io tengo le tue mani, confido in te, confido in te. Io voglio sentirti, portami vicino, dove io ti incontro, nel luogo segreto, ai tuoi piedi mi arrendo, perché la tua gloria voglio vederti. Io voglio
maestà è reale, la tua luce risuona in me, portami vicino, dove io ti incontrerò nel luogo segreto, ai tuoi piedi mi arrendo, perché la tua gloria voglio vederti. Io voglio sentirti, portami vicino, dove io ti incontrerò nel luogo segreto, ai tuoi piedi mi arrendo, nella tua gloria voglio vederti. Tutto ciò che voglio è vederti, avvolgermi con gloria e potere, la tua maestà è reale, la tua voce risuona in me. Tutto ciò che voglio è vederti, avvolgermi con gloria e potere, la tua maestà è reale, la tua voce risuona in me. Portami vicino, dove io ti incontrerò nel luogo segreto, ai tuoi piedi mi arrendo, perché la tua gloria voglio vederti. Io voglio sentirti, portami vicino, dove io ti incontrerò nel luogo segreto, ai tuoi piedi mi arrendo, perché la tua gloria voglio Amen. Questo applauso era per i teens o era per Dio? Adesso facciamo uno anche per i teens che hanno organizzato questo culto, dalla lode alla predica, alle preghiere, tutto quanto organizzato da loro. Veramente è stata una benedizione questo pomeriggio passato insieme. Io ho chiesto permesso anche alle leader dei teens, vorrei chiedere a tutti voi teens di venire qua davanti affinché la Chiesa possa pregare per voi in questo momento. Anche voi signori della lode, se potete scendere, veniamo tutti qua davanti, facciamo insieme. Io invito la Chiesa in questo momento, i teens hanno preparato questo culto per noi, hanno preparato la lode, hanno provato le canzoni, João ha preparato la predica, Alex ha pregato per lui, tutti i teens sono stati coinvolti in questo progetto, hanno preparato questo culto affinché noi potessimo essere qua a lodare Dio. Allora in questo momento facciamo noi qualcosa per loro e facciamo una preghiera per benedire le loro vite. Amen. Quando l'Apostolo Paolo stava facendo le sue missioni ha incontrato un giovane che si chiamava Timoteo e ha istruito questo giovane nella parola affinché diventasse da grande un evangelista, un pastore, qualcuno che si prendesse cura di qualcun altro. Solo che c'è stato un momento della vita di Timoteo che, visto che lui era molto giovane, probabilmente solo un adolescente, le persone non lo vedevano tanto di buon occhio per portare la parola, perché appunto era solo un giovane, e tutte queste dicerie su di lui hanno fatto sì che lo stesso Timoteo fosse influenzato e avesse un po' una ricaduta spirituale. Allora in quel momento Paolo gli scrive una lettera dicendogli: Timoteo,
non badare alla tua giovane età. Non è la tua età che ti permette di predicare il Vangelo, non è la tua età che ti permette di cantare su un pulpito, non è la tua età che ti permette di guidare una chiesa. Quello che ti permette di fare tutto questo è quello che tu hai dentro il tuo cuore. Quindi in questo momento facciamo una preghiera per questi teens, che il loro cuore possa traboccare dello Spirito Santo di Dio, che quello che abbiamo sentito oggi possa essere solo un inizio, un assaggio di quello che Dio ha per loro nelle loro vite, giorno dopo giorno. Amen? Se potete stendere le vostre mani verso di loro, preghiamo insieme. Signore Gesù, in questo momento, Signore, vogliamo pregarti per la vita di ognuno, Signore, di questi teens che sono qua oggi riuniti, Signore, che hanno lodato il tuo nome, che hanno guidato la tua Chiesa, Signore, a lodarti nell'adorazione, Signore, che hanno portato a noi una parola, Signore, che sicuramente metterà radici nei nostri cuori. E io ti chiedo, Signore, che tutto quello che oggi abbiamo visto e sentito possa essere solo un assaggio, Signore, di come tu li userai, Signore, giorno dopo giorno nella loro vita. Noi ti preghiamo, Signore, che il loro cuore possa traboccare del tuo spirito, Signore, che la loro vita possa essere piena di te, perché loro sempre avranno te come loro obiettivo, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, continua a condurli nelle tue vie, rendili dei giovani forti, dei teens audaci, degli esempi per questa generazione, affinché tutto ciò che faranno e dovunque metteranno la pianta dei loro piedi, tutto quanto potrà prosperare, perché tu sarai con loro. Nel nome di Gesù benedici ognuno di loro, benedici questo gruppo di teens e rendili uno in Cristo sempre di più. Amen. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen. Amen. Noi no, vogliamo che il culto finisca. Non so voi, ma quindi penso che possiamo lodare un po' di più, vero? Voglio scrivere, io avanti andrò perché mi fido di te. E se in mezzo al cammino devo piangere, non ritornerò perché tu sei con me. Allora parlerò, allora griderò, allora salterò e proseguirò, allora dire, allora parlerò, allora griderò, allora salterò e proseguirò, allora dire. Una nuova storia voglio scrivere, io avanti andrò perché mi fido di te. E se in mezzo al cammino devo piangere, io avanti andrò